Il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti scriverà al direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera per fare luce sulle contestazioni mosse all'Osteria Senz'Oste e sul maxiconto presentato dal fisco all'oste che non c'è. Non ho soltanto dato un segnale di attenzione al territorio, ha spiegato Zanetti, ma ho anche ricordato che l'Agenzia delle Entrate è un'istituzione al servizio dei cittadini rispetto alla quale è assurdo partire prevenuti lanciando critiche senza neppure conoscere i problemi. Dopo la visita del sottosegretario a Valdobbiadene, sulla vicenda interviene nuovamente anche il presidente del Veneto Zaia, che rilancia l'idea di un ente di riscossione sotto la bandiera del Leone di San Marco. Prontissimo a trasformare Equitalia in Equiveneto, ovviamente non con la legge di oggi che ci dà questa possibilità, ma ci impone di applicare le leggi per riscuotere e ovviamente riscuotere le tasse dei nostri cittadini direttamente con regole romane. Noi vogliamo Equiveneto con regole venete. Intanto, a 4 giorni di distanza, la pagina Facebook dal titolo "L'Osteria Senz'Oste non deve chiudere" ha già raccolto oltre 4.500 mi piace, un numero che cresce ora dopo ora e che dimostra l'affetto provato per quell'angolo bucolico di Marca non solo dai trevigiani, ma anche dai moltissimi turisti.